Buongiorno Sicilia, mercoledì 25 ottobre da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo della caduta dei capelli a chiazze, la cosiddetta alopecia areata. Poi incontreremo un giovane attore catanese di successo, Danilo Arena, e Don Vincenzo Di Marzo, parroco a Roccella, che ci parlerà del suo impegno per bambini e giovani. Ma prima di tutto le ultime da Lampedusa, dove sono ripresi gli sbarchi. Nelle ultime ore sono approdati 150 migranti, erano su 4 diverse imbarcazioni, tutte salpate dalla Libia, a quanto risulta. Sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola. Al momento sono lì in 220, ma 150 dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore. Torniamo a parlare di catena spezzata, rapinatori violenti, 11 arresti in questa operazione che ha smantellato una banda che taglieggiava, rapinava e spazzava droga. La polizia ha detto: abbiamo chiuso il cerchio, li abbiamo presi per evitare il peggio, perché era gente che picchiava, malmenava le vittime delle proprie rapine. La prima era avvenuta in un ufficio postale di Catania, la più recente a Belpasso. Vediamo. L'hanno chiamata catena spezzata per l'efferatezza delle azioni e perché il territorio delle principali scorribande era quello di Acireale ed Acicatena, ma con puntate anche a Belpasso e Campobello di Licata. Aggressioni spietate e sfrontate che per la violenza delle azioni hanno spinto gli investigatori ad accelerare le indagini prima che qualcuno potesse farsi male davvero. 11 gli arresti della polizia di Catania, che ha smantellato un'organizzazione criminale a struttura piramidale guidata da Antonino Patanè, 63 anni, ritenuto vicino al clan Laudani. 4 le rapine effettuate, la prima il 12 ottobre del 2022 in un ufficio postale di Catania ed una sventata il 22 dicembre del 2022 che ha portato all'arresto in flagranza di 2 malviventi nel corso di un raid effettuato a Belpasso e concluso con il ferimento di un commerciante. Un'azione cruenta che ha indotto la squadra mobile a chiudere in fretta le indagini e a far scattare le manette. Oggi sostanzialmente si è concluso il ciclo di natura operativa. Come sapete, c'è stata l'attività repressiva correlata a questa indagine, come abbiamo detto, lampo. Il gruppo faceva riferimento a un soggetto dotato di una particolare caratura criminale. Un'escalation di violenza che in 3 mesi ha terrorizzato i commercianti, vessati, aggrediti e feriti, in un caso anche con il calcio della pistola, con l'unico obiettivo di arraffare soldi, quanto più denaro possibile, come mostra l'azione concitata di questo malvivente, intento a svuotare le casse. Non solo rapine, il gruppo effettuava anche furti, estorsioni e spacciava droga nell'Interland acese. I tentacoli della mafia a Custonaci nel Trapanese, un blitz delle forze di polizia nella provincia di Messina Denaro ha portato a 21 arresti. Sono finiti in carcere, tra gli altri, l'ex assessore e vice sindaco di Custonaci Carlo Guarano, ed è stato indagato l'ex sindaco Giuseppe Morfino, acquisita documentazione tecnico-amministrativa e contabile per vedere la regolarità più o meno delle operazioni fatte nel comune di Custonaci. Vediamo. Un'inchiesta antimafia, quella portata a termine nel Trapanese, che scuote la politica locale, in particolare quella del comune di Custonaci. In carcere sono finite 21 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, estorsione e intestazione fittizia di beni. DIA, squadra mobile e nucleo investigativo dei Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo. L'inchiesta, denominata Scialandro, è coordinata dalla DDA del capoluogo siciliano. 17 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Secondo gli investigatori sono legate alle famiglie mafiose di Custonaci, Valderice e Trapani. Tra le arrestate l'ex vice sindaco Carlo Guarano e lui il politico finito in carcere. Guarano è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Con lui tra gli indagati a piede libero anche l'ex sindaco di Custonaci, il medico Peppe Morfino, che ha subito all'alba di oggi una perquisizione. Indagato anche l'ex assessore Giovan Battista Campo. C'è anche un altro politico indagato, un attuale consigliere comunale.
Numerose le perquisizioni, gli investigatori hanno acquisito documentazione tecnico-amministrativa e contabile al comune di Custonaci. A Guarano viene contestato di essere stato l'elemento di collegamento tra la cosca mafiosa e il municipio. Le intercettazioni nel maggio del 2022 l'hanno sorpreso mentre mostrava tutta la sua insofferenza per le manifestazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Viedamelio. Un anno prima era stato deciso di intitolare l'aula consigliare ad Antonino Caponnetto, il magistrato che ideò il pool antimafia. Guarano Cosdegno diceva che i soldi li doveva sborsare il magistrato morto. Le intercettazioni hanno anche seguito le mosse dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Uno degli arrestati diceva di averlo incontrato in una grotta. Si parla di rapporti opachi tra esponenti della vecchia amministrazione comunale di Custonaci e le famiglie mafiose. Dalle indagini durate 3 anni i boss imponevano al comune i nomi di chi doveva ricevere contributi economici post-Covid. Sarebbero anche riusciti a pilotare l'affidamento di appalti pubblici in favore di ditte colluse o a loro riconducibili, una delle quali ho assunto fittiziamente un ergastolano solo per consentirgli di beneficiare della semilibertà. Il controllo socio-economico del territorio veniva attuato pure attraverso estorsione e intimidazione nei confronti dei titolari di aziende agricole per dissuaderle all'acquisto di terreni finiti nel mirino dei mafiosi. Eccoci in studio, vediamo con Angelo se ci sono notizie sui quotidiani siciliani. Sono tante notizie e ripartiamo proprio da questo fatto. Cominciamo con l'edizione di Repubblica Palermo perché c'è un'inchiesta che è quella per l'appunto di ieri, la politica al servizio del boss Messina Denaro, 21 arresti nei clan del Trapanese, il carceriere del piccolo Di Matteo ha fatto campagna elettorale per l'assessore e poi le intercettazioni con diciamo, riferimenti a Falcone poco assolutamente edificanti, assolutamente da censurare. Custonaci in cella, l'ex vice sindaco, indagato l'ex primo cittadino. Questa è la prima pagina di Repubblica che poi ha degli approfondimenti. Il comune di Custonaci, scrive, era nelle mani dei fedeli del boss Messina Denaro. Il blitz di Dia, polizia, carabinieri, 21 arresti, in carcere l'ex vice sindaco Guarano, il carceriere del piccolo Di Matteo ha fatto campagna elettorale per lui, indagato anche l'ex sindaco. Altro approfondimento. Volevo dire sì. che cominciamo finalmente a capire chi sono stati i fiancheggiatori sia della politica e adesso vedremo anche della famosa borghesia mafiosa. E vedete poi il politico sbottò con una frase che è irripetibile davvero, però sono tutti gli sfregi all'antimafia, tutti quelli che vengono segnati. Quindi per un comune al servizio di Messina Denaro, vi rendete conto? Questa è la situazione che è venuta fuori da questo blitz di ieri. Attenzione perché anche la Sicilia di Catania torna sulla vicenda, lo fa con le pagine interne. I clan decidevano appalti e sussidi. A Custonaci, blitz della polizia, carabinieri e Dia, in carcere anche l'ex vice sindaco Carlo Guarano, nelle intercettazioni insulti a Falcone e Borsellino, 21 arresti, indagato anche l'ex sindaco. Questo è lo specchio che viene fuori da questa inchiesta. E poi c'è ancora le audizioni all'antimafia, l'altra agenda di Paolo Borsellino che è stata consegnata proprio all'antimafia, consegnata da Lucia, la figlia del magistrato. Mancano solo i numeri dei nemici. Questo è quello che c'è in questa seconda agenda di Borsellino. Siamo adesso alla prima pagina della Sicilia di Catania, che ha tantissime notizie. Intanto chiaramente la vicenda di cui siamo occupati, questa arancia meccanica, questa banda che faceva delle rapine piuttosto violente. Questo a Catania. Questo a Catania, colpi in testa e pistole puntate per terrorizzare le vittime. Abbiamo già visto come ci sia spazio anche per la vicenda di Custonaci. E poi altre notizie. Intanto, pensione lontana, pioggia di rincari in arrivo, aspettativa di vita adeguata nel 2025, niente turnover nella pubblica amministrazione e arrivano anche gli aumenti nelle sigarette. Dalle sigarette ai pannolini, dal latte per neonati alla vendita di case ristrutturate col super bonus, con la manovra aumenta di tutto. Si allontana anche l'uscita dal lavoro con il blocco del turnover nella pubblica amministrazione e l'adeguamento dell'aspettativa di vita che sarà anticipato
arrivato al 2025, quindi diciamo non ci sono prospettive rosee nella manovra che sta venendo fuori. Poi c'è un'inchiesta molto interessante del collega Barresi, come in cielo così in terra, questo è il titolo, vedete in prima pagina, l'inchiesta, la vorticosa ascesa di ASC, l'asse con Aero Italia, la benedizione di Schifani, fra figli di assunti e complicità di ENAC, i nuovi padroni nascosti degli aeroporti siciliani. Questi sono quelli che fanno il servizio a terra, quello Sì. handling mi pare si dica. Sì, proprio questo. Lo vedremo fra non molto perché ci sono due pagine molto interessanti, ricche di notizie. Hamas non viene da nulla, le parole che hanno fatto scoppiare il caos all'ONU, bufera sul segretario dell'ONU, inaccettabile attacco a Israele. E poi alla regione, mini sanatoria lungo le coste, via libera in commissione alla norma che salva gli abusi. È un disegno di legge. Dovrà passare dall'Aula. Dovrà passare, vedremo. E vedi, poi l'inchiesta a cui facevamo prima riferimento, firmata da Mario Barresi, affari segreti e sponsor politici, nuovi padroni degli aeroporti, l'irresistibile ascesa della ASC Handling, adesso leader dei servizi di terra in tutti gli scali, l'asse di ferro con Aero Italia, compagnia benedetta dal governo regionale contro il caro voli. Questo è quello che si legge in una delle due pagine, perché poi ce n'è una seconda, posti di lavoro ai rampolli e conflitti di interesse, il ruolo chiave di Corona. Corona non Fabrizio Corona, assolutamente, gli incroci pericolosi, la figlia del direttore ENAC di Palermo assunta in ASC, così come il figlio del manager schifaniano di Aero Italia. Quindi i favori, diciamo che ci sono due pagine con tantissime notizie. Poi da Bruxelles ci sono nuovi richiami per la regione siciliana, vertice con dirigenti dell'Unione, sun seri no ai fondi europei per finanziare i termovalorizzatori, il piano 2014-2020 è a rischio, pochi spiccioli per il ponte, quindi non sono per niente delle buone notizie quelle che ci raccontano stamattina i giornali. Su Catania i The Horse, entro Natale regolamento in aula, a breve il documento sarà all'esame della Giunta in una quarantina di pagine, contiene le linee guida da dare certezze, per dare certezze agli esercenti, no al suolo pubblico di 200 metri quadri per attività di 50 metri quadrati, insomma c'è questa differenza, no? Non si può avere un locale piccolo e poi avere tutto lo spazio pubblico a disposizione. Giornale di Sicilia, case sul mare, questo è il titolo, sì alla sanatoria, ma ripetiamo, deve passare ancora dall'Aula, il via libera definitivo in Aula entro novembre. Sono contrari sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle, da Triscina Punta Braccetto, interessati interi comprensori che riguardano tutta l'isola, maggioranza compatta in commissione, passa il condono che è stato proposto da Fratelli d'Italia in ballo, ci sono oltre 200.000 costruzioni realizzate prima dell'83 a meno di 150 metri dalla riva. Questo è quello che si sta provando in assemblea regionale. Poi anche qui il blitz nel Trapanese, un patto tra clan ed ex amministratori. Leggiamo ancora, questa è una notizia che deve preoccupare, c'è un allarme, 2 ragazzine bevono candeggina per una sfida, sono fuori pericoli, si cerca di scoprire a questo punto l'origine del gioco assurdo che è stato portato. Ma che sarà una cosa di quelle la challenge, internet? Esattamente, queste cose che si fanno praticamente sui social, arrivano queste... Sempre più pericolosi. E poi vediamo qui consegnata all'antimafia un'agenda di Borsellino e le bombe del 93, il ricordo delle vittime. Questo per quanto riguarda l'ulteriore notizia dell'antimafia. C'è una fotonotizia che ci riporta al Palermo, mai cedere per i rosa, tanti punti nel finale. Evidentemente una squadra che non si arrende, una squadra che
ci crede sino in fondo. E allora approfondiamo altre notizie dalle pagine interne. Abbiamo visto in parte la prima pagina di Repubblica Palermo, però su Repubblica Palermo ci sono altre interessanti notizie. C'è un particolare dossier che riguarda la Sicilia, scatta l'allarme ludopatia, sono coinvolti anche ex calciatori. Questa è una delle tante notizie che troviamo. E poi c'è l'emergenza crack, ancora una volta sempre a Palermo, così i ragazzi del camper abbracciano gli ultimi di Ballarò, pare stia dando tanti importanti frutti questa operazione. Allora, pagine interne, ripartiamo dal camper della speranza, le voci di chi ce l'ha fatta, emozionante essere utile, questo è diciamo, il messaggio. Da 50 giorni l'unità mobile dell'ASP sosta in piazza Ballarò, il comune, siamo diventati un punto di riferimento nel quartiere. E poi ancora, sempre a proposito di quanto accade nella città di Palermo, abbiamo parlato delle case abusive sul mare, la sanatoria va avanti, ok in commissione, ma in aula sarà battaglia, vedremo come andrà a finire. I 5 Stelle annunciano barricate, no, anche dal PD, il sindaco di Carini, io demolisco diciamo tutto vanificato, questo è quello che demolisco a fare. Esattamente. Poi ancora sempre la città di Palermo, perché l'albergheria è un caso, il comune si divide sulla regolamentazione del mercato, assegneremo le concessioni e poi Forzinetti lo sposteremo altrove, insomma c'è uno scontro all'interno proprio dell'amministrazione comunale per quanto riguarda proprio la città di Palermo. Finiamo con la Gazzetta del Sud, intanto la prima pagina, la manovra dalle pensioni alle sigarette, nella bozza 91 articoli, il ponte non c'è, ma Freni della Lega conferma il finanziamento di 700 milioni, quota 104 con penalizzazioni, più difficile lasciare lavoro in anticipo, dal tabaccaio più 10 centesimi al pacchetto per le sigarette, taglio del cuneo, proroga per tutto il 2024. Queste sono alcune delle indicazioni. E poi ancora esami da ripetere al Galilei, clima teso anche tra i genitori, la vicenda chiaramente riguarda il clamoroso caso del liceo di Spadafora, siamo nel Messinese. E poi ancora i fatti ci portano già a quello che è lo scenario internazionale, l'attacco di Hamas non nasce dal nulla, le frasi del segretario ONU Guterres provocano lo scontro con Israele, chieste le dimissioni. E poi le preoccupazioni di Biden e Obama sull'invasione di Gaza, il rischio di una disfatta, quindi la situazione è piuttosto tesa. Mi fermo Ci fermiamo qui per ora, tra poco la rassegna stampa nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano, che si proietta sulla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Stamattina, come succede ormai da un po' di tempo, non ci sono assolutamente buone notizie, anzi tutt'altro. Corriere della Sera, cominciamo proprio con la prima del Corriere della Sera, si ritorna alla lite all'ONU su Hamas, ira di Israele su Gutierrez, e poi vedete questa fotonotizia con la disperazione per quanto accade, i palestinesi che recuperano dalle macerie il corpo di una ragazza che è rimasta sepolta dopo un bombardamento. Poi ancora gli affitti, le pensioni, le novità che riguardano la manovra, più difficile lasciare il lavoro, le misure su maternità, fisco e anche cinema, la bozza tabacco più caro, giù il canone RAI, sale l'imposta sulle case all'estero e critiche dall'opposizione per questa manovra. Brutta notizia anche di cronaca, suicida a 21 anni in Erasmus, i medici vittima di violenza, un'altra brutta storia, è capitato a Lecce, era una ragazza francese. E poi dalla Russia arrivano segnali strani, Lukoil, muore il terzo manager, un mistero praticamente, una moria impressionante dei manager di quello che è il secondo gruppo, diciamo, petrolifero della Russia. Questa
la prima pagina del Corriere. Adesso siamo su Repubblica, il conflitto in Medio Oriente, l'ONU attacca Israele, Hamas ha le sue ragioni, dura replica del ministro degli esteri israeliano, si dimetta, sono i nuovi nazisti, allarme degli USA, Hezbollah e altre milizie hanno il via libera dall'Iran per colpirci, quindi l'area resta piuttosto infuocata da questo punto di vista. E poi i conti non tornano, scrive Repubblica, la beffa delle pensioni, promessa elettorale delusa, la bozza della manovra inasprisce quota 104 e la penalizza, sarà più difficile lasciare il lavoro per i millennials, l'orizzonte sono 71 anni con assegni magri, proroga del taglio del cuneo fiscale, scure sugli enti locali. Intanto il cuneo fiscale comunque viene prorogato. Sì, per tutto il 2024. Esatto. Meloni blindata e Gianbruno lascia il video. Mediaset perde il 6% in borsa proprio per questa vicenda. Poi ci sono le parole di Mattarella che riguardano l'economia. Attuare il PNRR più importante del piano Marshall, dice il Presidente della Repubblica. E poi due notizie, una che riguarda il Vaticano, Bergogliani e outsider al Sinodo, le prove per il Papa che verrà, quindi ci sono le prime schermaglie. E poi per quanto riguarda la Champions, l'Inter domina il Salisburgo, al Napoli basta un gol. Vogliamo approfondire un attimo cosa succede sulle vicende delle pensioni, perché questa è una notizia che certamente preoccupa tutte, e non solo le pensioni. Stretta sull'età e recupero dell'inflazione, Meloni più dura di Fornero, l'ultima bozza della legge di bilancio inasprisce quota 104 con un taglio dei trattamenti, si cerca un'alternativa al meccanismo di adeguamento al carovita per rassicurare l'Unione Europea sulla nostra spesa, cioè sulla spesa pubblica italiana. Ci sono una raffica di mini tasse che finanzierà cuneo e ecco il cuneo sgravi, come viene finanziato. Quindi ci sono una serie di cose nuove. La casa, la cedolare secca sugli affitti brevi passa dal 21 al 26% ed è la prima. Fino a 3.600 euro per il secondo figlio, con i 6 sotto. Questi però sono bonus. Questi sono bonus. C'è un po' di tutto, no? Il super bonus, i guadagni sulle case ristrutturate con il 110% tassati al 26%. Poi per le madri lavoratrici esonerano dei contributi dai 2 figli in su, ma non per le precarie. C'è ancora altro, più ore di straordinari e soldi ai privati contro le liste di attesa, rinnovi contrattuali per il prossimo anno saltano 3 miliardi, imprese obbligate ad assicurarsi dal 2024, multe fino a 1 milione. Queste sono alcune, diciamo, delle cose in ma nel sommario sopra la fotografia cosa nel sommario c'è scritto neppure un extra deficit da quasi 16 miliardi basta al governo per tenere in piedi la legge di bilancio. Nella bozza spuntano balzelli e tagli per recuperare gli 8 miliardi che mancano per coprire le misure, dalla proroga del taglio del cuneo fiscale e diciamo per i redditi medio-bassi all'accorpamento delle prime 2 aliquote dell'IRPEF, sigarette e pannolini nella lista delle microimposte, la scura della spending review anche sugli enti locali. Cioè per i provvedimenti ovviamente positivi sono necessari trovare delle risorse, altrimenti non ci sono risorse, assolutamente. Poi andiamo sulla Stampa, scontro all'ONU, Israele attacca Guterres, il segretario generale, la strage nei kibbutz non è arrivata dal nulla, l'ira di Gerusalemme deve dimettersi. Forse non ha capito bene di che cosa stiamo parlando, non ha poi capito bene cos'è Hamas. Diciamo che ieri è successo di tutto a Palazzo di Vetri. Manovra, meno pensioni e più tasse, questo è il concetto. La sintesi. Esattamente, espresso la molto sintesi della Stampa. Penalizzato l'addio anticipato al lavoro, viene alzata l'età per le donne, case, fumo, pannolini, imposte su. Questo diciamo è quello che, almeno per il momento, attenzione perché si parla sempre di bozza e non è chiaramente il provvedimento licenziato in maniera definitiva. Guarda, c'è una cosa carinissima sulla Stampa, si parla di pensioni a ostacoli. Questa stretta sull'uscita anticipata dal lavoro, disincentivi per chi lascia prima, si alza a 61 anni l'età per opzione donna, salirà con l'aspettativa di vita. Quindi questo è diciamo il quadro che viene disegnato. E poi ancora andiamo a vedere le altre prime pagine di questa mattina. Abbiamo visto
i 3 principali quotidiani, ma siamo su Avvenire, perché vedi, Avvenire stamattina ha un'apertura proprio su quella che è la situazione della finanziaria e di quello che sono i provvedimenti. Welfare ad ostacoli, nuovi requisiti di età per il bonus asili nido, spunta il tetto 3.000 euro per lo sgravio contributivo alle madri. Restano l'APE sociale, opzione donna, ma da 61 anni. Queste sono le prime bozze del testo di manovra di legge per il 2024. Poi Israele è ancora in stallo, la liberazione degli ostaggi a Gaza, 6 ospedali al buio, questo per il conflitto che per l'appunto riguarda il Medio Oriente. Siamo adesso invece al giornale. Vergogna ONU, è forte il titolo, difende Hamas e gli antisemiti, poi ancora tra Roma e Bruxelles e battaglia sulle bollette, la partita del mercato tutelato e quindi bisognerà vedere che cosa succederà se si andrà completamente al mercato libero. Le misure in manovra, aiuti alle mamme, nuove pensioni, sigarette più care. Gianbruno, niente sanzioni, ma lascio la conduzione, in qualche modo insomma, è stato spinto in questa direzione. Torniamo invece sul Fatto Quotidiano, perché si parla di Sgarbi. Qualche giorno fa abbiamo sentito dei suoi super, diciamo, le sue parcelle. Sgarbi indagato, ecco i suoi favori retribuiti. Nulla tenente, deve 715.000 euro e fa comprare quadri. Questo è, diciamo, lo specchio che viene tracciato. Rimborsi sospetti, clip antiparcheggio per 54.000 euro, premio alla Biennale ad un artista che lo paga e nave militare per presentare un libro. Insomma, tutte le situazioni, le magagne di tutto e di più scoperte dal Fatto. Pensioni peggio della Fornero, rincari e regali agli assicuratori. Questo il Fatto Quotidiano. Restiamo con quotidiani che sono, diciamo, di opposizione rispetto a quello che è il governo. Diritto di vetro. Questa è la fotonotizia con, diciamo, quello che succede all'ONU. Il leader dell'ONU Guterres condanna Hamas e chiede di liberare gli ostaggi, ma denuncia 56 anni di occupazione soffocante ed evidenti violazioni della legge umanitaria. New York, esplode l'ira di Israele che chiede al mondo la sua testa, giustifica quei nazisti. Insomma, è davvero una situazione complicata. La manovra, più tasse più tagli, scrive anche il Manifesto, adesso il Messaggero. Manovra, la stretta sulle pensioni anticipate, poi madri lavoratrici, aumenti e congedi, sigarette più care. L'orrore di Hamas, condiviso dall'ONU, da Gutierrez alibi ai terroristi, Israele insorge, si dimetta, la jihad arriverà in Europa, invasione di Gaza, Netanyahu pressato dai generali, ma gli USA frenano sul piano di Tel Aviv. C'è anche qui la notizia, abusi poi suicidio, la studentessa morta è diventato un giallo. Questa è la notizia di cronaca, poi ancora. Lasciamo intanto il Messaggero, abbiamo il tempo di leggere forse qualche altra pagina. Come ancora. No, certo. L'Europa ci rifila un'altra tassa verde. E che è questa? Bastonata con i voti di PD e Movimento 5 Stelle. Facevamo il riciclo della plastica, ora ci chiedono il riuso. Più spese per le imprese italiane, a rischio 110.000 posti. Questo quanto scrive il Libero. Poi l'ONU dichiara guerra a Israele, titolo fortissimo stamattina sul Libero. Gutierrez, popolo palestinese soffocato. E poi i giornalisti USA dicono il conflitto ha svegliato noi dem. Così. Ci fermiamo qui? D'accordo. Ci fermiamo allora, qui. facciamo una pausa breve, state con noi perché dopo intanto guardiamo com'è il tempo e poi avremo un ospite importante. State con noi. Buona giornata, buongiorno Sicilia. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebinete, una giornata di mercoledì con ancora una certa variabilità e instabilità sulla nostra penisola. Resta attiva una perturbazione atlantica, insiste sulle regioni centrali, ma questa volta coinvolge anche parti del sud. Anche la Sicilia, favorendo un aumento, un ispessimento della copertura nuvolosa al mattino e locali piogge, ma anche rovesci a sfondo temporalesco sull'area tirrenica, fenomeni anche insistenti nell'area attorno allo stretto. Non mancheranno spazi assolati, specie sull'area centro-meridionale. Temperature diurne ancora oltre
le medie della stagione grazie ai venti disposti dai quadranti sud-occidentali. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà nella giornata di giovedì. Ebbene, un contesto ancora variabile sul territorio, sole sì ma alternato a nubi, locali fenomeni sono attesi su Agrigento ma anche nell'area attorno allo stretto. Le temperature resteranno ancora elevate per il periodo nelle diverse località, anche abbondantemente oltre i 25 gradi. Ulteriori dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Allora vi ricordo che tutti i giorni, infatti, prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30, naturalmente qui su Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto alla dottoressa Federica Dall'Oglio, ricercatrice della clinica dermatologica dell'ospedale Rodolico San Marco. Grazie per essere qui. Parliamo di alopecia areata, che non si capisce bene che cos'è, adesso lo spiegheremo subito. Tra l'altro a partire da dopodomani, venerdì, proprio lì al Policlinico ci saranno delle visite gratuite per come dire, occuparsi chi ha questo problema dell'alopecia areata, che è una malattia autoimmune. Di che si tratta, dottoressa? Sì, l'alopecia areata è una patologia autoimmune diretta contro il follicolo del pelo. Dobbiamo immaginare come un errore delle nostre difese, improvvisamente si forma un'onda infiammatoria diretta contro il follicolo, lo aggredisce e cadono sia capelli che peli. Però cadono a chiazze, come vediamo in questa fotografia. Cadono a chiazze. Il perché cadano a chiazze ancora non è noto. Il paziente improvvisamente nota la perdita ciuffi di capelli, la chiazza può essere unica o multipla, possono cadere tutti i capelli del cuoio capelluto, come possono essere coinvolti anche tutti i peli del corpo, quindi ciglia, sopracciglia, barba e tutti gli altri peli. Ecco, ma si dice, quando ne abbiamo parlato qualche volta fra di noi, fuori dalla televisione, si dice lo stress, sarà lo stress, è quello? Le cause sono ancora non note, insorge comunque in pazienti geneticamente predisposti, infatti sono pazienti ecco, che comunque nell'ambito della loro famiglia hanno familiari che ne sono risultati affetti. Esistono delle altre comorbidità, tipo per esempio la tiroidite autoimmune, altre patologie. Lo stress non è direttamente la causa, può essere un fattore scatenante, ma chiaramente è una patologia che dà molto stress. Autoimmune cosa vuol dire? Autoimmune significa che noi stessi, il nostro organismo sviluppa delle molecole infiammatorie diretto contro dei nostri componenti e in questo caso specifico contro il pelo e i capelli. E questo succede anche per altre malattie? Assolutamente cioè siamo sì. noi stessi che ci combattiamo? Assolutamente sì. E per esempio, non so... La dermatite atopica, la psoriasi, l'artrite reumatoide, tantissime altre patologie autoimmune. La tiroidite autoimmune, perfetto. Autoimmune, pazzesco, vabbè. Abbiamo detto che le cause non sono ancora definite, ma perché a chiazze, dottoressa? Allora, non è noto perché dà questa forma circolare, perché generalmente le chiazze sono rotondeggianti e circolari, non è noto. Diciamo che non è l'unica forma, perché possiamo avere anche forme diffuse di caduta e abbiamo forme anche in cui in effetti non si forma la chiazza, ma si forma delle sorte di reticoli, quindi quella comunque è sicuramente la più frequente. Uomini e donne? Uomini e donne, bambini e adulti, anche. Non predilige alcun genere, sesso e etnia, colpisce tutti. Tutti. E abbiamo detto soprattutto naturalmente sui capelli, ma non solo, sì, diceva un attimo fa. Prevalentemente, ma ricordo che nelle forme più severe possono cadere anche le ciglia, le sopracciglia, Anche. la barba, e i peli ascellari, tutti i peli del corpo in maniera pressoché totale. Ma non c'è un problema di nutrizione, per esempio? Assolutamente no. Non c'è di niente. Ho allora, mangiato, mangio male. No, le cause sono molto più complesse. Non è un disturbo alimentare. A che punto siamo? Allora, la scienza sicuramente ha fatto progressi enormi.
a tal punto che ormai abbiamo anche il farmaco, ne parleremo, per l'alopecia areata, proprio specifico. È una patologia in cui sono tutti i riflettori puntati proprio per il notevole impatto che dà a livello estetico, psicologico. Una malattia che provoca certamente una grande frustrazione in chi la subisce, assolutamente no? sì, a nessuno piace perdere i capelli. Figuriamoci, pensiamo ai bambini che perdono i capelli quando perdono tutti i capelli del cuoio capelluto, sono oggetto di discriminazione a scuola, fenomeni di bullismo, i genitori dichiarano che i propri figli mettono il cappellino e non lo vogliono togliere, non vogliono più frequentare le attività, si vergognano enormemente. Ma è contagiosa? Assolutamente no. Non è contagiosa, niente, no, non è una anche patologia. se nell'intimità con la moglie, marito, no. non c'è niente. E l'età? Allora, per quanto riguarda l'età, come dicevo precedentemente, non c'è una predilezione di età, può colpire tanto bambini quanto gli adulti, non esiste un'età che predispone maggiormente. Già, ma è incredibile però, è una cosa. Ma come viene diagnosticato? Cioè, Allora, la diagnosi è semplice perché si basa sul riscontro clinico di queste perdite a chiazze di capelli. Durante la visita clinica noi ci aiutiamo anche con uno strumento che si chiama tricoscopio. La dobbiamo immaginare come una sorta di lente di ingrandimento, certo molto complessa, che ci fa vedere alcuni particolari che l'occhio nudo non percepisce o che percepisce poco. Noi possiamo vedere segni di attività e quindi indirizzare direttamente lì le cure. Possiamo vedere iniziali segni di ricrescita che da un punto di vista psicologico... perché ci può essere una ricrescita? Assolutamente, perché non causa distruzione permanente del follicolo. A differenza di altre patologie. Quindi la ricrescita è sempre possibile. Diciamo che la ricrescita nelle forme lievi, quando la chiazza è piccola, allora è rapida. Nelle forme che abbiamo discusso prima, molto che coinvolgono tutto il cuoio capelluto, tutto il corpo, durano nel tempo, possono durare anche anni. E un'altra caratteristica è quella che può ritornare, recidiva. Quindi il paziente nel corso della sua vita può avere altri episodi. Però diceva esistono i farmaci. Esistono i farmaci. Esistono farmaci tradizionali, che è il cortisone, sia sistemico, intramuscolo, endovena, ma anche per micro iniezioni locali quando la chiazza è piccola, sottocute, assolutamente sì, oppure può essere anche dato sotto forma di lozioni e schiume. Esiste anche un'altra terapia che noi operiamo presso la nostra unità operativa complessa del presidio Rodolico al Policlinico, che è l'immunoterapia topica con dibutilestere dell'acido squalico. Nome molto complesso, la sigla, le spiego, è un sensibilizzante, una sostanza che non esiste in natura, che noi strofiniamo su una piccola area del cuoio capelluto della grandezza di 50 centimetri. Questo cosa fa? Praticamente distoglie questa onda infiammatoria dal follicolo, quindi la distrae, infatti si chiama proprio distrazione immunologica, queste molecole si posizionano attorno al follicolo e fa sì quindi che il capello possa non essere aggredito. Questo è proprio... le meraviglie è una terapia che viene annoverata tra terapie di primo livello, questo in tutto il mondo. Ci tengo a dire che non è sperimentale perché molte volte i pazienti pensano che sia sperimentale, è proprio una terapia da protocollo. Cioè approvata assolutamente, rientra tra le terapie di primo livello. Ma venerdì voi che cosa farete? Venerdì al Policlinico? Venerdì le nostre porte saranno aperte. Per questa campagna di informazione che è alla sua 5ª edizione. Saremo in contemporanea con altri 26 centri in Italia. Accoglieremo tutti i pazienti in maniera gratuita e senza prenotazioni che hanno sofferto, che soffrono o che pensano di soffrire di alopecia areata. Che vuol dire che pensano di soffrire? Sì, perché molte volte il paziente perde i capelli, ma non è detto che ha alopecia areata, esistono anche altre patologie che possono causare la perdita e quindi la diagnosi deve essere sempre corretta. Informeremo i pazienti che esiste ora finalmente la terapia per l'alopecia areata. Il farmaco, l'agente farmacologico è il baricitinib. È stato approvato... difficilissima, lo sapete voi. È un farmaco approvato nel 2022 in Europa, da noi mutualizzato a luglio
è già disponibile presso il nostro presidio dai primi di settembre. È un farmaco per bocca, sono delle compresse, è un JAK inhibitor e lui funziona su alcune molecole di quest'ondata infiammatoria. E quanto ci mette? Scusi per essere un po' banalotto, ma quanto ci vuole per Allora, noi già ci siamo fatti una nostra esperienza perché abbiamo avuto la possibilità di poterlo dare in una modalità un po' particolare che si chiama uso compassionevole, ovvero l'AIFA ci consente di darlo prima della mutualizzazione ad un gruppo ristretto di pazienti, quindi un'idea ce la siamo fatta. I tempi di risposta sono diversi, ci sono pazienti che impiegano pochissimi mesi, pazienti che vanno un po' più lentamente, quindi i primi risultati li vediamo dopo 6 mesi di trattamento, pazienti che impiegano anche un po' di più. Anche anni? Anni no, perché consideri che è una terapia nuova e quindi la nostra non lo esperienza è di ora. Io però quello che ci tengo tanto a dire che non è un farmaco per tutti, è indicato per pazienti adulti, quindi con un'età superiore ai 18 anni, con una forma in atto grave, quindi con una perdita di almeno il 50%, che non abbiano risposto alle terapie di cui abbiamo parlato e soprattutto idonei alla terapia sistemica perché devono fare degli esami che devono risultare tutti negativi e quindi solo in quel caso può essere somministrato. E mi permetta di aggiungere che non può essere utilizzato per chi ha la cosiddetta calvizie classica. Assolutamente che uno no. dice, già che ci sono provo questo. Per quello esistono altre terapie. Non bisogna farla, ma non è una cosa grave se uno ci prova. No, non è possibile. Ho detto qualcosa di terribile, mi ha incenerito, dottoressa. Non si può. Non ci provate nemmeno, che poi succede come è successo a me. Va bene, allora l'appuntamento venerdì dalle 9 a mezzogiorno e 20, noi visiteremo tutti fino a esaurimento della nostra disponibilità oraria. Ospedale Policlinico Rodorico San Marco di Catania. Grazie dottoressa Grazie a voi. Dall'Oglio, informazioni preziose e speriamo anche di essere stati utili naturalmente. L'appuntamento di venerdì non lo dimenticate. Adesso abbiamo una breve pausa e poi incontreremo un artista catanese di successo. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia anche a Danilo Arena, attore e cantante, uno dei più promettenti giovani attori catanesi, ma anche musicista. Più attore o più musicista? Più attore, attore. Cioè d'indole attore, diciamo. Ah, benissimo. Allora mi permetto di darti del tu se mi dai l'autorizzazione, perché visto che è così giovane. Si è rivelato con Il Cacciatore, una serie che è andata in onda su Rai 2 per 3 anni, dal 2018 al 2021. Che esperienza è stata quella? Guardi, ne ho un ricordo pazzesco. Diciamo che è stata la prima grande opportunità che mi hanno dato, perché prima da allora ero diciamo uno sconosciuto, avevo questo grandissimo sogno dell'attore, ma quello è stato il primo vero ruolo grande, no? La prima vera opportunità in cui puoi nel tempo, no? Quindi in 8 episodi, poter mostrare e dimostrare l'attorato che hai studiato, l'attorato che diciamo puoi mettere in atto. E lì che ruolo avevi? Così, lì interpreto Davide, diciamo il ragazzo che all'interno della serie è oggetto di antimafia. Ah, ecco. Come ci sei arrivato? Allora, parliamo uno, volevi fare l'attore da bambino, com'era? Guardi, io ci sono arrivato personalmente col tempo, perché a capirlo più che altro. Ah, ecco. Venivo... cioè, che cosa voglio fare? Uno lo capisce dopo un po', non subito. Esatto, cioè non è facile, non è facile. Dopo, diciamo, la crisi esistenziale, che tutti noi attraversiamo, no? Che cos'è? L'adolescenza? La prima è tra i 15 e i 16, ecco, almeno personalmente per me. Poi l'altra fu tra i 19 e i 22, no? I 20, 21, sempre 22. legata a chi sono? Legata al fatto cosa voglio fare dalla mia vita, no? Adesso sorridiamo, ma allora non deve essere stato bellissimo, va bene. E quindi queste crisi esistenziali però ti hanno... Mi hanno portato sulla... Io ho sempre fatto arte, diciamo, in generale nella mia vita. E poi venivo accusato, diciamo, dai miei genitori di non avere personalità.
perché se frequentavo le persone tendevo ad imitarle, a portarle in scena, a ragionare come loro, ad attuare i loro ragionamenti e modi di fare. Quindi mio padre e mia madre mi dicevano: Danilo, ma insomma, cioè, sei Giuseppe o sei Danilo? Questa cosa faceva ridere perché mi chiedevano magari le imitazioni delle persone, però nella vita, diciamo, poi non è che mica tanto piaceva. Poi ho capito, allora, ma se io voglio essere Giuseppe, Armando, Raffaele, io voglio fare l'attore, sono un attore. Ma adesso guarda, da fare tanta filosofia, però è vero, hanno ragione quelli che dicono che uno è un po' predestinato, no? È vero, e quindi delle volte è il tuo destino che affiora e ti dice cosa devi fare. Sì. Va bene, poi c'è stato Loro di famiglia nel 2020. Sì. Questo candidato a David di Donatello. Esattamente. Complimenti. Questa fu in buona Dove sostanza. facevi il ladruncolo salvo. Sì, e fu questa la prima grande opportunità. Fu questo cortometraggio che poi mi fece sì che la Rai mi adocchiasse e mi desse poi l'opportunità di fare il cacciatore. Il cacciatore. Sì. E là invece com'era quella? Il ladruncolo com'è stato? Ma il cortometraggio ha un messaggio bellissimo, perché Loro di famiglia non è nient'altro che le fotografie nostre di famiglia. Hai visto? È questo. E io infatti consiglio sempre di andarlo a vedere, questo corto, perché la tematica non è né del tutto scontata né banale, toccante, fa riflettere. Bello, e ne hai fatto un altro di corto, questo premiatissimo, Il Vestito. Il Vestito, sì. Dove facevi l'arabo? Sì, interpretavo un arabo, sì. E che esperienza è stata? Come Bellissimo, sono stato in moschea tra l'altro per molto tempo, bellissimo, bellissimo, sì. Ma la trama qual era di un corto? La trama del corto è del Loro di famiglia o del Vestito? Tutte e due, cominciamo con... Allora, la trama del corto è la seguente: Loro di famiglia, due ragazzi rubano all'interno di un appartamento e tra la refurtiva rubano quest'album, lo portano ad un rigattiere e il rigattiere decide di non comprare quell'album seppur placcato in argento. Il ragazzo guarda le fotografie e scava, diciamo, l'intimità di questa famiglia che lui non conosce. Cerca le sue foto personali e non le trova. E dal momento in cui non le trova, capisce che quello è il vero oro di famiglia. Caspita, quindi tutto gira attorno bellissimo, a per questo. essere un corto è veramente ricchissimo, intenso, molto intenso. Invece il vestito, quello com'è? Il vestito, la moschea. Il Vestito è un ragazzo che deve sposarsi, arabo, che ruba un abito elegante da uno sposo lasciato all'altare e dovrà, diciamo, rivendicare, se vuole, l'abito quest'uomo lasciato all'altare. Lo deve ricompensare? Sì, lo dovrà ricompensare con una missione che quest'uomo gli affiderà. Che poi vedremo, se uno se lo vede. Benissimo. Naturalmente, mentre ci spiegavi, hai esibito i tuoi numerosi tatuaggi. Sì, complimenti, che poi per molte parti alla fine poi mi coprono, no? Ma i tatuaggi hanno senso, significato o sono estetici? Per me sì. Qualche esempio? Qualche esempio: il nome di mia madre. È lì? Sì. Aspetta che non so se si vede, alza un attimo il braccio per favore, ecco. Adesso sì. Anna. Anna, sì, già. E sì, poi sì. un altro? E poi mia sorella. Ah, che bello. Sì. Beh, la salutiamo tua sorella. Senti, sei tra i protagonisti del Comandante, questo film di De Angelis con Favino, di cui si sta parlando perché è andata a Venezia, Sì. e si sta anche un po' polemizzando perché si è detto, essendo che era nella seconda guerra mondiale, quando insomma il regime, eccolo qua, vedete il poster, quello è Favino naturalmente, lui è un eroico comandante che affonda una nave, però poi salva quelli che sono finiti in acqua. E allora hanno detto, ma è un'apologia del periodo del regime, dei militari che facevano le guerre con Mussolini, eccetera. Tu che ne pensi? Ma io credo che il volere del regista sia stato quello di andare a raccontare un fatto realmente accaduto e non di certo inventato. Quindi è vero? Sì. È autentico questo. Sì. Quello che è accaduto
sullo stretto di Gibilterra, storia vera, questa imbarcazione belga che trasportava materiale bellico per gli inglesi, che si era dichiarata neutrale in guerra prima Perché di il Belgio allora, era neutrale. sì, Ecco. Che fa? inizia a bombardare il sommergibile Cappellini. Quindi pur essendo neutrale attacca Sì. il sommergibile dove c'è Favino, dove ci siete voi. Sì. E quindi la risposta Il è... comandante prende la decisione ovviamente di rispondere all'attacco, Eccolo qua, il comandante. ma affondiamo il ferro nemico. Successivamente si rende conto che vi erano in vita degli uomini, 26 per l'esattezza, in mare. Caspita, e ora? E lui prende la decisione di salvarli, ma in una situazione molto complicata, cioè non in una nave, non in un'imbarcazione normale, in un sommergibile, Certo. di cui la situazione è veramente molto E tu più che delicata. ruolo hai lì? Io interpreto primo cannone, prima mitraglia, Primo Niccolò Poma. cannone, prima mitraglia. Sì. Roba militare Sì. seria, eh? Niccolò Poma. Diciamo che il mio personaggio è un po' la voce di Dio all'interno del sommergibile, il religioso. Ah sì, eh? Sì. La cosa bella, bella, bella in questo film è la contaminazione dei dialetti. Proprio come poi infine nella realtà, quindi all'interno del sommergibile c'è il sardo, il palermitano, E di tu dici in tutto. siciliano qualcosa? Sì, sì, Tipo? interpreto un E palermitano. che frase dice? Dinne una. Prego per lo più, prego anche in latino. Ah, però. Prego anche in latino. Senti, ma com'è stato con Favino? Che rapporto aveva? Com'è lui? Ma lui è un grande professionista, sempre concentrato, personalmente non l'ho mai visto sbagliare sul set, mai. Ed è anche un buon uomo. Io ho avuto modo, magari anche rispetto ad altri ragazzi, di poterci trascorrere abbastanza tempo, perché poi a me piace molto essere aspirapolvere. Aspirapolvere non è male. Sì, è prendere quanto più possibile, no? Sì. Proprio spalleggiare, respirare la stessa aria, perché credo mi faccia crescere. E questo ti ha fatto capire che lui è un ottimo professionista, come sappiamo tutti, ma anche una brava persona. Sì, È vero? sì. Bello questo, ed è una bella scoperta, grazie per avercela comunicato. Senti, poi sei adesso roba grossa qua, ragazzi, la fiction Made in Catania, Vanina Guarrasi. Sì. E tu, lei il vicequestore, tu che sei? Io Dai buoni o dai cattivi? No, dai buoni. Dai buoni. Dai buoni. Io interpreto Salvo Lo Faro, che è un agente di polizia. È un personaggio molto Molto? interessante, molto interessante. Ricco. Sì, Ma molto che- interessante. Poi la cosa bella, io sono nato a Catania. La cosa bellissima è stata girare a Catania. Vero? Sì. Sì. La nostra città, eh? Gli episodi sono tutti ambientati per lo appunto a Catania. Questo non è ancora in onda, andrà in onda. Andrà in onda Su non so Canale 5, quando, no? nel 2024 nelle reti media. Caspita, senti, ma hai frequentato i poliziotti per imparare a fare il poliziotto? Sì, come anche per comandante abbiamo avuto un addestramento con la Marina Militare. Ah sì, eh? Sì, cioè per questa serie invece eravamo seguiti dalla polizia. Perché ormai non è questa cosa che lo facevano gli americani, che frequentavano, lo fanno, lo si fa quando si fa normalmente, seriamente questo mestiere. Poi io mi vado ad entrare anche nelle moschee se devo, no? Certo, perché sei un aspirapolvere, Sì. figurati. Ma è grandioso, deve essere interessantissimo come lavori. Senti, invece come musicista che esperienza... E come musicista Suoni, canti, cosa fai? suono, compongo, i miei brani nascono chitarra e voce. Chitarra e voce. Sono al secondo disco, presenterò il nuovo disco il 19 novembre a Catania e uscirà su tutte le piattaforme digitali dal 23 di novembre. Il disco si chiama... Un album? Sì, è un che album. bello. Sì, si chiama Lettere mai spedite. Lettere mai spedite. Sì. Quanti brani ci sono? Sono 8. Ah, hai avuto tempo mentre lavoravi per la TV e per il... No, diciamo che sono due cose diverse, no? Quindi mi prendo, cioè il mio tempo principale è dedicato al mio attorato. Il tempo che ne rimane è dedicato, non lo so, alla musica, poi personalmente, non lo so, magari domani mi sveglio, voglio scattare una foto, sono, diciamo, in generale fatto così.
Senti le cose che... Ci sono le vocine che Le mi dicono vocine. fai e io faccio. È bellissimo. Senti, quando ti vediamo allora? Il prossimo appuntamento prima di congedarci? 31 ottobre in tutti i cinema d'Italia, Comandante. Bene, benissimo. Andate a vedere questo film perché è un film importante per l'Italia. Sì, è vero. In questo momento io storico. non l'ho visto, ma mi permetto di sottoscrivere quello che tu dici. Tu sei tra i protagonisti, ci mancherebbe, ma per il tipo di discussione che si è sollevata e anche per la trama che tu stesso ci hai sintetizzato poco fa. Auguri e complimenti per... Grazie di cuore. Davvero. Danilo Arena, attore e cantante catanese di grande personalità e Grazie mille. sicuro futuro. Io la ringrazio, mi ha fatto tanto piacere incontrarla. Piacere veramente, mio. grazie. Potremmo darci del tu però, se Possiamo? vuoi, Io mi sono permesso di dartelo. Ma lei può fare questo ed altro, io non... va bene, ma posso? Si vede che sono vecchio, mannaggia. Certo, mi devi dire Va Michele. bene. Ciao Michele. Va bene Michele. Come mi dicevano quando faceva ciao Michele, va bene, auguroni a Grazie. Danilo Arena. Facciamo una breve pausa e poi non abbiamo ancora finito, dobbiamo affrontare le periferie a cui come si dice, si cerca di intervenire con l'opera per esempio di Don Ugo Di Marzo a Palermo. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, e andiamo a Palermo a incontrare una persona estremamente importante, Don Ugo Di Marzo, che è parroco a Maria Santissima delle Grazie a Roccella. Buongiorno padre, benvenuto. Con lei vogliamo parlare di bambini, di giovani, giovanissimi, perché quali sono i problemi nelle nostre città? Da una parte facciamo sempre meno figli, quindi diciamo ce n'è sempre di meno, però quelli che ci sono vivono in situazioni pazzesche, spesso non c'è spazio per loro e fanno i calcoli gli statistici di città dove pensate su 3.785.000, quindi quasi 4 milioni, poco meno di 4 milioni tra bambini e adolescenti, ebbene si concentrano 4 milioni di persone, di ragazzini, nelle 14 città metropolitane, cioè non è che stanno diffuse in maniera equa e pari, no, sono tutti là. E quindi che succede, Don Di Marzo, in questo caso? Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Succede che non riusciamo a comprendere ancora oggi l'importanza di riscoprire la grandezza, la bellezza, la risorsa che sono le periferie. Quelle periferie che Papa Francesco ha definito esistenziali, che non sono solo luoghi fisici ai margini di una città, ma sono sacche di povertà culturale, non solo materiale, luoghi molte volte chiusi, rinchiusi anzi più che chiusi dalla società in un luogo ben preciso, volutamente per scelte politiche, per scelte sociali che non andiamo ad approfondire. Quello che oggi è importante è scoprire le risorse che sono le periferie, scoprire le risorse che sono queste aree che sono sovrabitate. Ecco, la interrompo, mi scusi, perché è importante quello che stai dicendo, è tutto importante, ma in particolare mi ha colpito questo, sono delle risorse. Assolutamente sì, perché abbiamo una quantità di bambini e ragazzi enormi, che è una percentuale di minori incredibile, di ragazzi con grandissime potenzialità, con spazi immensi che si possono sfruttare, che si possono valorizzare in maniera diversa, ecco. Ma oggi tutto questo non avviene facilmente. Non avviene facilmente perché mancano le risorse che significano non solo risorse economiche, ma anche risorse alle istituzioni che ci sono, ma che non riescono a muoversi più di tanto perché non hanno molte volte personale, non hanno possibilità di azione. Però la parrocchia è un ruolo fondamentale, ma la parrocchia non dovrebbe essere il punto di partenza di tutto questo. E quindi subentrate voi che invece, grazie al cielo, con la vostra meritoria opera, in qualche modo aiutate e molto spesso anche risolvete i problemi. Che cosa fate per esempio voi lì a Maria Santissima delle Grazie a Roccella? Cioè, mi racconta un po' la vostra esperienza, padre? Io sono arrivato qui da 8 anni, neanche conoscevo l'esistenza di Roccella e di Sperone, quindi premettiamo questo. Ultimo incarico al centro di Palermo, zona Teatro Massimo, Santi Pietro e Paolo, viceparroco lì. Da un giorno all'altro sono arrivato qui. Quello che mi ha colpito e su cui abbiamo iniziato a lavorare
è appunto la realtà dei minori, di questi bambini e ragazzi che non hanno spazi protetti in cui stare. Stanno in mezzo alla strada, stanno nei piazzali, stanno al forum, nel parcheggio del centro commerciale, nelle villette lì attorno, soli. Allora la parrocchia si è posta come punto di riferimento, abbiamo creato degli spazi di accoglienza, un piccolo parco giochi che è aperto giorno e notte e che viene tutelato dagli stessi ragazzi che ci stanno, di giorni piccoli, di serie più grandi. Abbiamo creato uno spazio datoriale, un campetto che stiamo sistemando grazie ad alcuni benefattori che ci è stato offerto dall'ENI SPA, che è nostra vicina. Stiamo lavorando nella scuola, già da 7 anni la parrocchia è convenzionata con la scuola di Vittorio, che opera qui nel territorio di Roccella e Sperone, con progetti musicali, progetti di arte, di bellezza, e soprattutto siamo diventati un luogo di riferimento per i piccoli e per le famiglie. Il pomeriggio qui c'è una presenza incredibile, almeno 80-100 bambini e ragazzi ogni giorno. Ma che meraviglia! Ma lei non sarà da solo, cioè avrà un piccolo esercito che la Abbiamo accompagna. assolutamente una bellissima squadra di volontari. Tutto quello che si fa qui è grazie ai volontari. Abbiamo un impiegato che si occupa dell'oratorio da un punto di vista tecnico-sportivo e poi abbiamo una squadra di 15 volontari che ruota attorno a questi ragazzi. Ma perché è una banalità da chiederglielo, ma non lo so, cioè perché sono soli questi ragazzini, questi bambini, questi adolescenti? Perché molte volte la mamma o il papà è in giro per guadagnare qualcosa, non hanno molte volte gli studi, e questo è un grosso problema che Save the Children ha messo in luce proprio in questi giorni in un rapporto che ha fatto. Non hanno studi adeguati e quindi devono sbarcare il lunario andando cercando qualcosina di giorno per giorno. Molte volte il papà o la mamma hanno situazioni anche particolari con la legge e quindi questi ragazzi non sono serviti perché materialmente i genitori non possono, o perché impediti da una situazione del passato o perché non hanno le risorse culturali e materiali per seguire il ragazzo. Ma quindi ci sarà anche combattete anche la dispersione scolastica, immagino. Assolutamente sì, e la combattiamo perché esiste, che ne dica qualcuno che si è ridotta, che si è abbattuta. Lo Sperone continua ad avere un tasso di dispersione scolastica altissimo, Roccella, Sperone, Guarnaschelli, tutta quest'area di Palermo. Ma una cosa bellissima che è successa proprio in questi ultimi anni è la richiesta di assistenza agli studi per i piccoli. I genitori ci chiedono aiuto per fare studiare i figli, per farli migliorare, per avere il libro scolastico. Quel libro scolastico è un lusso. E anche adesso c'è un aumento di richiesta per la scuola superiore. Per molti ragazzi prima finivano la terza media e andavano a scegliere una scuola professionale, triennale e regionale, o a volte nemmeno quella. La parrocchia, insieme a dei club service, attraverso anche sponsor privati, benefattori e così via, offre le borse di studio a chi decide di continuare alla superiore, liceo o tecnico professionale che sia, ma scuola superiore. E questo è un successo importante. Un ragazzo al linguistico, diversi ragazzi all'alberghiero, uno all'economico, ragazzi che vogliono cambiare ma non hanno gli strumenti. Allora la parrocchia gli copre le spese dei libri scolastici, li assiste nel rapporto scuola-famiglia laddove i genitori non sono capaci, ad esempio, di interagire perché magari non sanno usare l'applicazione Argo o perché non sanno relazionarsi in maniera chiara col docente, non comprendono bene le problematiche. Quindi la parrocchia si pone accanto senza sostituirsi, ma va a integrare il fondo della famiglia. Beh, questo è molto importante, è un grosso successo e ci complimentiamo con lei. Adesso lei comincia la sua giornata, l'abbiamo tirato giù dal letto per venire qua a fare un collegamento. Adesso il primo impegno che ha in mattinata qual è, padre? Oggi la scuola, io insegno anche a scuola, insegno alla scuola di Vittorio Religione, sono anche lì referente legalità, bullismo e cyberbullismo, quindi tutti i giorni tranne il martedì mattina sono a scuola. E poi attività varie, di ascolto, di accoglienza nelle ore di buco. E poi il pomeriggio poi ci si mette in moto in parrocchia a tempo pieno. Tra l'altro in realtà io ho 2 parrocchie, non una. Ho la parrocchia di Roccella da 8 anni e da un anno ho pure la parrocchia di Sperone. Beh, allora un sacco di cose da fare, la lasciamo andare. È stato bello averla conosciuta, averla incontrata, complimenti per quello che fate e poi fateci sapere se avete bisogno di qualcosa in particolare, noi siamo a vostra disposizione. Grazie a Don Ugo Di Marzo, parroco Maria Santissima delle Grazie Roccella
Esperone a Palermo. Bene, la Grazie a salutiamo voi. e invece adesso aggiornamento, Angelo, velocissimo, e poi tocca a te con un paio di notizie se vuoi. Sì. È arrivata adesso, dunque c'è stato un arresto domiciliario, arresti ai domiciliari nei confronti di Francesco Tutto il Mondo, che è impiegato in una partecipata della regione siciliana, indagato per istigazione alla corruzione, falso, truffa, è accusato quindi di avere falsificato la documentazione per far ottenere il reddito di cittadinanza a decine di famiglie che non ne avrebbero avuto il diritto, e per questo è adesso agli arresti domiciliari. Notizia di poco fa. Vogliamo andare avanti con qualche altra cosa? Sì, su un paio di quotidiani? notizie appena, Michele. Una l'abbiamo in qualche modo accennata, riguarda l'eurotassa verde che starebbe per arrivare, e si tratta di una tassa contro gli imballaggi leggeri. Cosa significa? Confezioni monouso per frutta e verdura sotto il chilogrammo praticamente rischiano di scomparire l'insalata in busta, il cestino delle fragole, le confezioni di pomodoro e le arance in rete. 7.200 sono le aziende italiane potenzialmente danneggiate, 110.000 lavoratori a rischio. Questa è la situazione. Grazie anche per questo, e adesso ci colleghiamo con Marco Amato che starà sorseggiando il suo caffè. Oh, adesso siamo passati, questo è un personaggio noto, certo. Aspetta, chi è? Non mi ricordo. Chi è? Questa è Wonder Woman, no? È la bellissima Diana Prince, la principessa delle Valchirie dell'isola di Themyscira. È Wonder Woman, no? Wonder Woman, aveva ragione Angelo che l'ha immediatamente individuata, più occhio lungo del mio. Allora, e che diciamo di lei oggi? Vediamo, quale cattiveria, cioè tiri Ho fuori. scelto proprio una tazza con Wonder Woman proprio perché volevo parlare di una piccola Amazon che si sta facendo onore e, come tutti i talenti in erba, mi piace attenzionarla. Con la forza del femminile tipica del suo segno zodiacale, Ariete, è Angelina Mango, quella che oggi mette sotto i riflettori delle stelle. Mango di Mango, niente, quello famoso. Mango di Mango, esattamente, figlia del cantante Mango, di Che cui purtroppo ho non c'è personalmente più. sempre molto apprezzato. È una poetica forse a volte un po' tralasciata e misconosciuta nella storia della musica italiana, però ha lasciato sicuramente il segno e tante belle canzoni che ancora mi piace ascoltare. Ebbene, è figlia d'arte perché anche la mamma era cantante e voce dei Mattia Bazar per un lungo periodo, quindi è succeduta alla grandissima Antonella Ruggero, che è una scorpione, anche lei una valchiria, niente male. Ed ecco, Angelina mi è piaciuta moltissimo proprio perché già a 12 anni forma la sua prima band e adesso si vocifera addirittura a poco più di 20 anni dell'essere una delle possibili candidate ad essere una delle voci sanremesi. Ecco, sì, una bella e notevole carriera, figlia d'arte fino a un certo punto, perché la sua vis è molto ibridata con il napoletano, come lei stessa afferma, gioia di vivere, e lei stessa afferma che le somiglia moltissimo questo mood. L'Ariete è il segno degli inizi, è il segno del rinizio. Per ogni Ariete ogni giorno può essere quello migliore per iniziare un nuovo percorso. L'Ariete è il capodanno zodiacale, quindi la forza vitale che sprigiona l'Ariete non appari nello zodiaco. Segno un po' marziano, quindi a volte un po' aggressivo e per questo un po' amazoniano nel caso delle femminucce, ma come dico sempre, una donna Ariete, se fosse un oggetto che ci descrive la sua funzione, sarebbe una locomotiva, perché la sua forza è trainante per natura e riesce a portare con sé tutto l'entusiasmo del neofita. Quindi auguro ad Angelina assolutamente di essere trionfatrice, di portare avanti le tradizioni da cui è nata, di onorare papà e mamma nella sua storia musicale, e tanti auguri per questo talento esplosivo ed in erba. Ed è proprio la luna oggi che, essendo nettuniana, favorisce moltissimo i segni di acqua, e quindi quelli di fuoco oggi un po' meno da regola zodiacale. Quindi pesci, scorpione e cancro sono assolutamente più empatici, più disinibiti, hanno più facilità a comunicare, a empatizzare e a simpatizzare. Il cancro più in famiglia, i pesci assolutamente a tutto campo, mentre lo scorpione raccoglie anche informazioni che diventano più creative, comincia a tirare fuori
il suo lato creativo ed estroso di sé. Gli si è stato chiesto di progettare e progetterà. Per quello che riguarda il fuoco, che appunto sono un pochino più in difficoltà con questa luna, Ariete e Sagittario non si danno mai per vinti, proprio perché se le Ariete sono Amazzoni, Valchirie sono sicuramente le Sagittario o i Sagittario, più legati al caporalesco comando, e quindi non si danno per vinti. I Leoni ancora un po' in difficoltà nell'organizzazione della loro vita. Acquario e Bilancia, gli Aria assieme ai Gemelli, oggi si guadagnano una giornata di assoluta libertà, di leggerezza, più ridanciani i Gemelli, più sentimentali Bilancia, mentre invece gli Acquario sono creativi a tutto campo come non mai e oggi vogliono solo vedere la persona che amano. I Terra, che con una luna così si fanno suggestionare non poco, il Toro si ammorbidisce e accetta delle condizioni. La Vergine non può che non accettarle le condizioni, ma lascia spazio all'amore, un amore nuovo, vediamo un po' come finisce nei prossimi giorni. Per ultimo Capricorno, sempre indaffarato col lavoro, ma mai stanco ed entusiasta, e proprio oggi la luna vi porterà un consiglio, una presenza femminile di cui sarete assolutamente grati. Ragazzi, con Wonder Woman, non c'è buon caffè migliore, grazie naturalmente a Marco Amato. Buona giornata anche a te e a tutti voi. Adesso volevo ricordarvi che il 25 ottobre del 1825 a Vienna è nato Johann Strauss, il musicista che ha portato il nome degli Strauss in cima al mondo della musica, immortale, eccolo qui, le note del celebre Bel Danubio Blu. Un altro genio dell'arte, 25 ottobre del 1881 nasce Pablo Picasso, noto come il padre del cubismo, stiamo vedendo. Le sue opere si distinguono in periodi come il periodo blu e il periodo rosa. Alcuni credono che i suoi mal di testa abbiano influenzato le sue creazioni, dando origine a quei volti sproporzionati e linee spezzate, caratteristiche del suo stile unico. Padre dell'astrattismo, credo che abbiano altre origini. 25 ottobre 1917 comincia la rivoluzione russa, vedete Lenin che sta infiammando la folla, il famoso Ottobre Rosso. Questi sono i bolscevichi, i comunisti, assaltano il palazzo d'inverno a Pietrogrado dove si erano rifugiati i ministri del governo zarista e portano al rovesciamento dell'impero russo. Altro evento sociopolitico di segno opposto invece è la firma il 25 ottobre del 1936, vedete questi due simpaticoni qua, uno è Hitler, l'altro è Mussolini, sono gli originali, non sono le copie che fanno nei film comici, sono loro, hanno firmato l'intesa nota come Asse Roma-Berlino, primo atto di amicizia stretto tra i due paesi che poi ci ha portato alla rovina definitiva con la seconda guerra mondiale. Sempre il 25 ottobre ma del 1955 venne introdotto il primo forno a microonde, un gigante largo 1,5 metri per 340 kg di peso, per la modica cifra di $3.000, insomma ancora ben lontano da quelle che sono le versioni domestiche che oggi conosciamo e che abbiamo a casa. 5 anni dopo, 25 ottobre 1960, un altro oggetto che ormai diamo per scontato, Bulova mise in commercio il primo orologio da polso elettronico, stiamo vedendo, e questo praticamente è stato l'inizio, poi qualche anno dopo uscì anche l'orologio al quarzo. Il 25 ottobre del 1976 va in onda questa roba qua, l'almanacco del giorno dopo, la rubrica curata dal TG1. La conduttrice Paola Perissi, che salutiamo, rimarrà il volto storico della rubrica portando ogni sera anticipazioni e curiosità. Nel 1988 a Napoli venne festeggiato per la prima volta il World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta, un omaggio all'emblema della cucina italiana, un piatto che ha conquistato il mondo. E in conclusione, 25, eccola qua, questa è Katy Perry, l'avete riconosciuta, 25 ottobre dell'84 è nata, quindi facciamo gli auguri di buon compleanno, star della musica pop con oltre 45 milioni di copie vendute, 135 milioni di singoli digitali venduti, e ora ascolteremo in Firework, Fuochi d'artificio, che è uno dei suoi successi più celebri. Questo brano, per la cronaca, ha chiuso l'Inauguration Day, il giorno in cui Joe Biden è diventato il 46esimo presidente degli States,
con il suggestivo sfondo del Lincoln Memorial. Katy Perry, Firework, grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, a domani. A domani. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? Ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you want. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go. You're gonna leave 'em falling You don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow, maybe.